Indossava questi indumenti quando hanno martorizzato il suo corpo, tagliandole testa e mani e facendolo a pezzi. Ecco i vestiti che ricoprivano i resti della donna sconosciuta rinvenuta in un borsone lungo l'argine del Po ad Occhiobello lo scorso 4 aprile. Un caftano blu con disegni orientali sui bordi dai colori sgargianti rosso, giallo e verde, un paio di jeans scuri e un secondo camicione, forse una giacca più leggera di colore rosa intenso. I carabinieri di Rovigo, d'accordo con la procura che coordina le indagini, hanno deciso di divulgare le foto dei vestiti che indossava la donna del giallo del Po al momento del delitto. La speranza è che qualche dettaglio fornito dagli indumenti possa contribuire al suo riconoscimento. La donna, secondo gli accertamenti, sembra essere di giovane età, non più di 30 anni e di carnagione bianca. Le cause della morte sono ancora in fase di accertamento. Dopo il decesso, il corpo è stato orribilmente mutilato. Mancano testa e mani. Dallo stato di conservazione del cadavere è quasi certo che l'uccisione sia avvenuta di recente. Il corpo era stato ritrovato lungo l'argine del Po ad Occhiobello nel pomeriggio del 4 aprile. La scoperta del borsone era stata fatta da due dipendenti di AIPO che stavano facendo una ricognizione con il motoscafo.